Eccoci qua di nuovo. Bortolussi, lei è veneto. Certo. È di Venezia, lavora a Mestre, se non sbaglio, sì, perché sì. CGIA è di Mestre. Ecco, che effetto le fa sentire questa cosa? Cioè, c'è un problema, diciamo così, a volte si è avuta l'impressione, in certe discussioni, diciamo, nel nord-est, che ci fosse poca consapevolezza del fatto che se non si riesce tutti insieme da questo marasma qui, magari da solo è un po' difficile. Lei che impressione ha? Qualcuno può anche essere esasperato, avere anche grossi problemi. Qui c'è gente che si è ammazzata. Sì, beh, il numero più alto di suicidi per ragioni economiche è nel Veneto. Ci vorrà Siamo a pur livello rispetto, del no? 30-35%. Diceva giustamente il senatore Gasparri, ha avuto una grande stagione che per certi versi continua. Se pensiamo solo alla disoccupazione, siamo al 6%, un tasso tedesco. Poi anche altri aspetti dicono che l'economia, pur soffrendo, ha ancora qualcosa da dire. L'esasperazione nasce dal fatto di far fatica ad andarne fuori, dal fatto di non trovare risposta dalla burocrazia. I veneti sono molto generosi, guardi, non lo dico per difesa d'ufficio, lo dice la Caritas, quando dice che la maggiore integrazione degli extracomunitari è in terra veneta, in particolare nel Trevigiano, dice una grande cosa, dice una verità. Questo è lo stile, la solidarietà, come la dimostra. Ma l'esasperazione da che viene? Dal fatto che quanto dà il Veneto allo Stato? Tanto. Da tanto, vede, è questo il quanto problema. Prende? Vede, sbagliano secondo me anche in questo, perché ci sono alcune regioni come la Lombardia prima, seconda l'Emilia Romagna, terza il Veneto, poi c'è anche il Piemonte e gli altri che danno qualcosa come 3.000 euro pro capite, anno più, anno meno, 3.000 euro pro capite, vecchi e bambini appena nati, alla solidarietà nazionale. Mentre, ed è qui il Busillis, mancano le infrastrutture, manca quello che occorre per produrre. Qui, per questi sono, non lo leggo, questo? Sì, dimmi, la Italia pressione fiscale. 54,8, Francia quella è la 48. pressione reale, quella è la pressione reale, perché da noi per calcolarla ci mettono dentro anche l'economia sommersa. Ma a noi ci interessa quella reale. Il PIL. Ma vedi, come vedi, 54, noi paghiamo più imposte e tasse degli altri paesi europei, in particolare se guardi gli ultimi dati della, per esempio, Corte dei Conti, si vede che il nord-est è il più virtuoso d'Italia, dà il suo contributo al resto del paese. Non è indietro quel che vorrebbe. No, non è indietro quello che vuole, cioè mancano le opere pubbliche, manca una qualità, per esempio, nel servizio pubblico, che invece lo esige l'economia, lo esige la competizione, come diceva Gasparri, col resto del mondo. Se tu non c'hai le strade, è inutile che tu perfezioni il tuo prodotto. Spiego, questo chiedono i veneti. Cioè più Stato, scusami, più Stato, per dopo la pubblicità. Uno Stato che funziona, più Stato, uno Stato che funziona. Per dopo la pubblicità, intorno a Treviso. Hai sentito cosa dice Bortolussi? Bortolussi è un rappresentante importante veneto, non è l'ultimo dei moicani, no? È uno che studia i temi, li conosce. Bortolussi, allora, a questo punto qui, ora dovremmo fare anche un passo in avanti in questa trasmissione ora. Cominceremo a occuparci anche di questi redditometri, cioè per capire se è un modo o no, vedo che Facco ha già dei sussulti. Però arrivati a questo punto, questa storia qui dell'indipendenza, non indipendenza, eccetera, ha sentito cosa diceva Gasparri, è nei termini in cui dice Gasparri, cioè nel senso di dire non cerchiamo degli obiettivi impossibili, come diceva anche il nostro Trefiletti e come diceva, devo dire, anche Martinelli. Non cerchiamo degli obiettivi impossibili, vediamo quali sono quelli possibili. Allora, quello possibile dal punto di vista del Veneto, qual è? Quello possibile oggi, piaccia o non piaccia, sarebbe il federalismo, che non è... ma ci abbiamo già provato. Non ci abbiamo provato, siamo a metà del guado, è tutto fermo, non ci sono i decreti delegati, ma le dico solo perché. Perché vede, il federalismo o è solidarietà o non è federalismo perché è secessione, ma è soprattutto un elemento che dà efficienza allo Stato. Ma qual è cos'è che manca del federalismo in Italia? Mancano i decreti attuativi, ma vede, ma mi dica il contenuto. Delle norme per realizzarlo, perché le leggi sono già state fatte. Il governo di centro-sinistra prima e poi quello di centrodestra hanno fatto. Perché è importante? Mi permette di dire questo? Perché paesi come l'Austria, che è federale, la Germania, che è federale, il Belgio e anche la Spagna, pur con i suoi problemi, spendono per la gestione della cosa pubblica esattamente la metà di noi. Questa è efficienza. Allora,
Ma questo Dopo è perché c'è il federalismo o perché c'è una macchina dello Stato c'è il federalismo. con una tradizione un po' più lunga della nostra? Perché c'è il federalismo e le dico di più, c'è anche il discorso della responsabilizzazione. Vede, se il costo standard di una siringa è €1, quando una regione, perché non ci arriva coi suoi soldi, arriva a 0,80, allo 0,20 glielo deve dare il resto del paese per solidarietà. Ma se costa 1,30, quello lo va a chiedere l'amministratore lo va a chiedere ai suoi amministrati. Ed è lì che viene la responsabilizzazione. Sì, ma perché non ci si arriva a questa cosa? Non ci si arriva perché fa paura, perché molti non lo vogliono, sono tanto di più quelli che non lo vogliono di quelli che lo vogliono. Perché Ma che chi le fa cose paura? Ai politici fa paura. Ma lei ha paura di questa roba qui, Gasparri? Io non credo che Gasparri, no. Noi abbiamo fatto una serie di leggi e di norme, poi si è interrotto questo cammino, ma è ineludibile. Ma lei sarebbe d'accordo, diciamo, poi voglio sentire subito Martino, lei sarebbe d'accordo sul fatto che uno alla fine, una regione alla fine va anche un po' in crisi, ma se è colpa sua un po' in crisi ci sta? Le faccio un esempio, visto perché che non c'è la piazza collegata. Tutti. La regione più federalista d'Italia sì. è la Sicilia, che ebbe nell'immediato dopoguerra uno statuto di autonomia perché c'era il rischio addirittura che diventasse uno Stato degli Stati Uniti nella dopoguerra. Dopodiché quello statuto, che è fortissimo, il presidente della Sicilia può anche comandare le forze di polizia, è stato un disastro. E allora noi dobbiamo fare regole eque e chi sbaglia paga. Mi dicono che c'è qualcuno di arrabbiato con Bortolussi. Beh, posso essere sincero, più di qualcuno, però do la parola ad Alessia, non so come mai? Perché adesso ve lo faccio dire. Un tipo così mansueto come il dottor Bortolussi. Perché loro sono un gruppo di indipendentisti, rappresentano lo 0,00000, se vuoi vado avanti fino a domani, e sono degli esagerati, no? Loro vogliono tutto. Invece l'unica cosa che si può avere oggi è quello che manca al Veneto, le infrastrutture, le cose, con il federalismo. Vedrai lo 0,000. D'accordo, chiarissimo. Prego, Roberto. Benissimo, prego Alessia. Sì, vorrei ricordare a Bortolussi che guadagna, che il suo stipendio adesso come consigliere regionale è pari quanto a quello di Angela Merkel, cancelliera tedesca. Quindi credo che 8.100 euro al mese. Meno. È il suo stipendio a consigliere regionale. Va bene, andiamo al dunque. Perché eravate arrabbiati con Bortolussi? E qui la sostanza, la prossima volta ti farai eleggere tu, va bene? È quello che vuoi, sei lì apposta. Io... Al di là di questo, andiamo al nocciolo, che ho pochi minuti, poi devo dare la pubblicità. Dai. Che diciamo è il mio... Sì, io vorrei calcare una differenza sostanziale, che è questa. Rispetto alle altre piazze e alle altre interviste che ho sentito tante lamentele, persone che si lamentano. La caratteristica del Veneto è quella di essere persone molto concrete, attaccate al valore del lavoro e alla cultura dell'impresa. E io sono figlia di questo. Non lo state dimostrando. Siete voi che vi lamentate. Io lo dimostro col mio lavoro tutti i giorni. Anch'io faccio il mio, ma voi, lì siete voi che vi lamentate e che date un'idea sbagliata del Veneto. Allora, con il mio lavoro tutti i giorni mando avanti la mia azienda, faccio lavorare delle persone e grazie alla cultura del Veneto, che è la cultura del fare, proprio grazie a questa cultura noi vogliamo rimuovere l'ostacolo dello Stato italiano, che è l'ostacolo che è la zavorra, che non ci fa lavorare, che non fa lavorare le nostre aziende, che non crea... Un attimo solo, Martinelli. Martinelli, poi devo andare ad Altamura. No, allora vorrei solamente dire che la prima persona che è intervenuta da quella piazza, che tra un po' gli prende un coccolone, quella persona all'inizio. Sì, per fortuna almeno lì non è successo. Non è successo. Ha detto che era infastidito, urlava così, dal fatto che quando andava in un ufficio c'era una persona che parlava una lingua che non capiva perché era meridionale. Sì, me lo ricordo. Cioè, quindi andiamo oltre, no? Voglio dire, siamo al ridicolo. Da trattamento sanitario obbligatorio, si è rifatto vivo. Da trattamento sanitario. Ha sentito? Avete invaso una parte che non vi spetta. Ma il trattamento sanitario obbligatorio del Debbio va bene, è chiaro. Venuti qua, va bene, basta così. E adesso siete infastiditi perché ci vogliamo togliere e ci toglieremo. Questo non è un autonomista, questo è un venetista. È una cosa diversa. È un venetista. Lei è andato. È un alcolista. È andato, bene. Fermate. No, lasciamo stare. Venetista, no.
si evolvono nella maniera di San possiamo Marco, argomentare? Sì, prego. Possiamo argomentare? Sì. Va bene, allora prima voi avete detto... Basta polemiche No, parlo di argomenti. Sì. Voi prima avete parlato di federalismo come unica soluzione possibile. È una balla galattica. L'unica soluzione concreta che richiede il minor consenso per essere attuata è l'indipendenza veneta, che richiede solo ed unicamente il consenso dei veneti. Io come imprenditore sono stufo di pagare 70% di tasse e questo 70% di tasse del peggior inferno fiscale del mondo va a finanziare unicamente il sottosviluppo e unicamente un regime di parassiti. Ma mi dica una cosa. Ascolta un regime di parassiti basato ascolta il conduttore, per favore. Ascolti, io salvo iniziative violente sono tollerante con qualsiasi tipo di iniziativa e di idea, perché uno ce l'ha, poi se democraticamente riesce a farle vedere la luce, io sono d'accordo. Ma io le voglio dire questo e lo dico anche a quelli... Come? Come dice Astrenan, d'altra parte, una nazione è un plebiscito di ogni giorno, per cui, visto che l'80% dei veneti ha detto che vuole essere indipendente, siamo già la nuova Repubblica. Ma quando l'ha detto l'80% dei veneti? Non mi risulta, però va bene. Allora, il Corriere della Sera la settimana scorsa. Sì, ma una cosa sono i sondaggi e una cosa poi sono i referendum. Ma comunque ne abbiamo viste già di cotte e di crude. Fatecelo fa! Allora, anzi, rispondo anche un'altra... Aspetti che le vuole fare un'osservazione. Mi faccia finire, poi dopo... No, ma stia fermo un minuto! Scusate! Ma siete tutti così in Veneto, per no? favore. Ah, ecco. Allora, mi faccia dire... Sì, mi faccia dire... Io mi entusiasmo generalmente per qualcosa di raggiungibile in vita mia, almeno ho sempre fatto così, va bene? Ora, lei si entusiasma così tanto per una roba che è veramente complicata che voi raggiungiate, lo sapete o no? No, assolutamente. No, è facile. Guardi, per raggiungere l'indipendenza veneta bastano 1 milione di voti di veneti. Per raggiungere il federalismo di cui si ciancia in studio servono 25 milioni di voti di italiani. Uno rispetto a 25 mi sembra un bel vantaggio. Torno da voi, ora do la pubblicità. Scusate. No. Ora c'è il mio di fatturati, che è la pubblicità. Poi torno da voi, che ha la preeminenza. Prego.